L'altra sera ho ricevuto alcune telefonate su una sopra l'altra, diciamo una sopra l'altro, di gente poco seria, ecco, con sia un gruppo di uomini, diciamo, di ragazze, ragazzi e ragazze che, vedendo, diciamo, il mio filmato sicuramente precedente, hanno così intrapreso queste telefonate, una serie, una dopo l'altra, in cui che mi volevano, diciamo, prendere per i fondelli, scusate l'espressione. Non sono il tipo di prendere in giro, non sono un pagliaccio, come ripeto, non sono un sciascenato, ho la mia dignità di persona, ci tengo a dirlo. Io sono una persona abbastanza conosciuta, ci terrei anche a dire che tutti coloro che mi vorrebbero telefonare gentilmente di astenersi di fare queste pagliacciate, soprattutto, e di non chiamarmi anonimo, per cortesia, ma ci tengo a queste cose io. Queste persone che sono queste lingua bardascia pure, che non hanno cervello, ecco, parliamo in siciliano qualche parola che ci sta pure. E vorrei dire pure questo: chiunque sia interessato veramente, non per babbiare, perché sono stanco ormai di fare questa ricerca, non qui solo, anche nel mio privato pure, personale, e di non trovare una anima gemella come si deve, perché mi pare mia oggi hanno tutta la testa sbessata, mia, alle ranne e alle neghe pure. E per me che pure che siamo giunti a questo punto di dire anche di chiudere la nostra conversazione, la nostra registrazione. L'altra volta ho ricevuto delle telefonate che non poco gradite, ecco, di ragazzi, non so se erano, parlo già uomini e donne che al telefono giustamente non si sentono. Non si capisce, ma non si capisce la pallantina di dove sia il logo, se è Marsala Trapani. Dunque, hanno questa mania, diciamo, di chiamare per prendere per i fondelli, scusate l'espressione. Ecco, non sono il tipo di prendere in giro, perché giustamente se io sono qui e ho preso la mia decisione, è perché fino ad oggi non ho trovato la persona ideale, la ragazza giusta per me. Ecco, perché tutte quelle che mi hanno capitato per le mani le ho mandate tutte a quel paese. Ecco, e ci tengo a dirlo, non perché ho un carattere brutto, anzi, ho un bellissimo carattere, amabile, sono una brava persona, lavoratore, soprattutto ho una certa posizione per i fatti miei, ecco. Soprattutto cercherei, diciamo, di sistemarmi una volta per tutte. Ma esiste o non esiste, diciamo, una brava ragazza che sia veramente in tutta la provincia di Trapani e che sia veramente all'altezza della situazione? Telefonate, però non anonimo, ecco, ci tengo, se no facete tempo perso, ecco, non rispondo. Allora, io cercherei, diciamo, una ragazza sui 30 fino al massimo 40, non di più, non ragazza troppo matura, come età, ma matura, diciamo, qui, mentalmente. Cercherei, diciamo, una ragazza di buona presenza, anche se ha qualche chilo di troppo, ma basta che ha la bella presenza, non ci vado. Ecco, che sia soprattutto di buona famiglia, non gentaglia o male combinate, cristiani terra, ecco, giusto che io precise queste cose. La cercherei da tutta la provincia di Trapani, o soprattutto single, o se è divorziata o qualche figlio o figlia, basta che non sia, diciamo, di futuro intralcio nella nostra futura relazione. Cercherei una compagna, diciamo, ideale per me, che sia, diciamo, affamibile, che sia brava, socievole, affettuosa, coccolona e così via, come già ho spiegato in precedenza. Che dire di più? Basta che mi chiamino, io sono disponibile sempre a rispondere. Chiunque sia disponibile veramente e non per presa in giro, che io non sono un pagliaccio,
sono una persona seria, sono una brava persona, mi può contattare a questo numero in sovrappressione. 333 34 20 714 o su Facebook Dino Ferro. Io sto cercando un'anima gemella, una futura compagna di cui condividere tutte le gioie, diciamo, possibili della vita e condividere anche un'unione molto, diciamo, consolidata, ecco, stretta, e non per babbiare oppure per, diciamo così, per passare tempo, non per passare il tempo, diciamo, non ci sto, ecco. Non ho più l'età, diciamo, per intraprendere, diciamo, avventure di tipo così, oggi c'è, domani non c'è, ecco. Una cosa, diciamo, una persona che sia presente tutti i giorni nella mia vita, soprattutto che sia sana di mente e non pazzerella, oppure, voglio dire, che abbia problemi di salute proprio pesanti, o che sia tossica, o che sia, diciamo, che una fumatrice incallita e così via. Una persona pulita, sana, pulita, onesta, di buona famiglia, soprattutto che sia brava, gentile, amorosa, affettuosa e così, eccetera, eccetera, eccetera. Soprattutto vorrei, diciamo, sapere anche che sia della provincia di Trapani e provincia, e che soprattutto che sia italiana, siciliana, ecco. Non sto cercando stranieri come rumeni, tunisini o roba varia, non che sia razzista, ma ho il mio, diciamo, punto di riferimento, che la cerco, diciamo, italiana, siciliana, mediterranea, ecco, una donna mediterranea, che a me mi piace, diciamo, mi è piaciuto sempre e mi piace così. Cosa dire di più? Vi do un caloroso saluto da Dino Ferro, Salemi, ciao, da Dino. Oh yeah!